Buonasera a tutte e tutti, parleremo di arte in Sardegna. È un'arte che insomma forse non la conosciamo ancora molto bene, la storia dell'arte della Sardegna. In verità a scuola dedichiamo delle pagine, degli anni, no, a studiare arte, ma è arte, insomma, arte europea, arte mondiale, arte della penisola, i grandi maestri, no? Arriviamo al nostro amatissimo Michelangelo, a Raffaello, a Giotto, a Canova. E poi però conosciamo forse non abbastanza di quello che è stato prodotto da sardi e non sardi in Sardegna. Ci aiuteranno a capire meglio qualcosa della nostra arte in Sardegna due storiche dell'arte che ringraziamo per essere presenti, Alessandra Pasolini e Lucia Sildi. Due maestre della storia dell'arte della Sardegna che hanno lavorato moltissimo non solo lo dico in borghese, inventariare un po', no? Capire qual era la mole del patrimonio regionale e capire anche arti, mestieri, scuole di lavoro, scuole di maestri d'arte, di tutte le arti, dalla muratura alla pittura, alla scultura, all'incisione. I maestri, non so, penso a una pubblicazione della maestra Fasolini, no? Quella sugli argenti, no? Capire quanti nell'ambito degli arredi religiosi, dei corredi religiosi, quanti per esempio beni noi possediamo. Le nostre case, siamo nella parte del mondo fortunata in cui la storia vanta qualche secolo, se non qualche millennio, e quindi i nostri edifici religiosi e i nostri palazzi sono carichi, no, di storia. E le nostre città sono loro stesse portatrici nel sottosuolo, nel sopra, no, nella parte superiore di storia. Proviamo a indagare un pochino, faremo insomma una dronata perché in un'ora non possiamo fare moltissimo, ma proviamo a capire qualcosa di più. E incominciamo da un punto specifico. L'anno è il 1324. Anzi 23, cominciamo da un anno prima. Nel 24 come dire, si ufficializza l'inizio del Regno di Sardegna con una matrice iberica, quella del Regno catalano-aragonese, con tutte le vicissitudini di un Trecento piuttosto movimentato, ma l'anno prima sbarcano a Portobotte, nel Sulcis, questa come dire, flotta imponente di militi e non solo di militi che arriva in Sardegna e ha deciso di conquistare la Sardegna. Prima tappa a Portobotte, riassuntino veloce, prima tappa a Portobotte, arrivano poi a Iglesias, assediano Iglesias, coniano per la prima volta Iglesias delle monete, è lì che conosciamo per la prima volta i nostri 4 mori, no? Nelle monete coniate ad Iglesias, e poi da Iglesias un lungo assedio terminerà insomma con grandi fatiche, con grandi sacrifici nel febbraio del 324 per arrivare poi a Cagliari. Con i catalano-aragonesi arriva una nuova cultura. Che cosa succede, Lucia? I catalano-aragonesi, sì, fino ad allora diciamo la Sardegna era rivolta verso il continente italiano, avevamo le repubbliche di Pisa e di Genova e quindi anche la cultura era quella lì. Con l'arrivo degli aragonesi cambia tutto, cambia completamente, si incomincia a parlare catalano,
quindi cambia la lingua. Vengono importate tutte le tradizioni che sono tipiche anche dal punto di vista religioso del mondo catalano, perché i catalani non vengono solo con le armi e con l'esercito, ma appena conquistano Cagliari, dopo che cacciano via dal castello tutti quelli che i pisani che stavano lì, viene ripopolata, cioè il re ha l'interesse di portare in Sardegna, con incentivi anche, le popolazioni che arrivavano dalla Catalogna e dall'Aragona. Un po' quello che succederà un po' più avanti ad Alghero, verrà completamente ripopolata. I sardi vengono lasciati nelle appendici della città, quindi Marina, Stampace e Villanova, e quindi arrivano i primi artisti, anche perché incentivate da tutta una serie di agevolazioni anche fiscali che il re dà proprio per incentivare il trasferimento. Naturalmente non tutti si trasferiscono, ci sono anche casi in cui le opere, perché arrivano gli aragonesi e vogliono arredare le chiese, anche ricostruire secondo le forme, perché dal punto di vista architettonico avremo anche la trasformazione di quello che era il gotico italiano in gotico catalano-aragonese. Pensiamo alla cattedrale di Cagliari, i due transetti, ci sono due cappelle, una è ancora pisana, quella di sinistra, quella di destra che ha quasi la forma di un ombrello, che invece viene ricostruita dai catalano-aragonesi. E quindi diciamo che un po' tutto parlerà da questo momento in poi, sempre pian piano, naturalmente non può avvenire tutto di colpo. Certo. Anche perché per conquistare tutta l'isola impiegheranno un bel po', un secolo, per conquistarla completamente, arrivare finalmente alla pace, e quindi allora si potrà veramente dedicare più facilmente anche alle cose belle, quindi all'arte, alla risistemazione delle chiese, alla costruzione di nuove chiese e anche alla realizzazione di opere che sono tipicamente iberiche. Questo lo avremo per tutto il periodo iberico, catalano-aragonese e poi spagnolo, senza colpo ferire, perché poi la Spagna, nasce la Spagna nel 479, per cui fino a che non durerà, diciamo, il regno catalano-aragonese, quindi arriviamo quasi all'inizio del Settecento, tutto parlerebbe, cioè la Sardegna sarà un pezzo della penisola iberica. È una bella campagna di comunicazione, cioè arrivano i nuovi padroni di casa, ci mettono un po', se la giocano un po' lunga, no? Fino alla battaglia di San Luri del 30 giugno del 1409, la pace dell'anno successivo, ci vorranno un'altra quindicina d'anni per l'acquisto dei titoli giudicali, eccetera, e quindi di fatto poi ci sarà la battaglia di Macomer a metà del 400, insomma è ancora un 400 un po' in trattative, però a metà di questo 400 il matrimonio di Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona sanciscono una PEC, no? Quella che oggi sarebbe stata una PEC per tutti quanti, perché nasce il Regno di Spagna, e quindi da lì fino all'arrivo degli austriaci, no? O meglio poi dei Savoia, noi saremo spagnoli. Il colpo d'occhio, Lucia lo aveva un po' anticipato, il colpo d'occhio passa da un romanico gotico che va verso invece un respiro tutto iberico. Come lo riconosciamo? Cosa è rimasto e che cosa non è rimasto? Allora, sono rimaste molte chiese parrocchiali, per esempio, impostate con caratteri, diciamo, tipici del gotico catalano-aragonese. Lo riconosciamo perché hanno normalmente una navata unica, con cappelle laterali, con un presbiterio sopraelevato di forma quadrangolare, con delle volte in pietra, archi ogivali oppure belle volte stellari, con le gemme di volta, tutte le chiavi di volta scolpite, figurate, e quindi sono tutti elementi che si riconducono insieme ad altri tipici di quell'architettura, come la facciata, gli spioventi o
il terminale piano con i merli, la forma anche di certi campanili, sono tutti elementi che conducono proprio al gotico catalano aragonese, e questo soltanto per parlare dello spazio sacro, dell'architettura, per non parlare dei palazzi, delle case che sono state costruite, di cui resta ancora qualcuna visitabile, ben visibile, per esempio pensiamo ad Alghero, pensiamo a Sassari. Quelle cagliaritane molte sono andate perdute, perché sappiamo che il quartiere di Castello fu colpito prima dagli incendi, certo. e poi certo i bombardamenti del 43 hanno avuto un ruolo piuttosto pesante nella perdita di Si vede tanti. ancora qualcosa? Riconoscibile ancora qualcosa? Allora, Qualche tratto? si vedono delle tracce, per esempio c'è la forma di certi archi, la forma di certe finestre, delle cornici, che proprio sono tipiche catalane. Però diciamo che è più evidente con più chiarezza ad Alghero e a Sassari, in cui si vedono proprio dei porticati, delle case di porticato che al piano terra erano degli empori, e al piano superiore invece avevano l'abitazione del proprietario, del mercante. La committenza, torneremo anche più avanti, la committenza è reale oppure sono i nobili che si trasferiscono, comunque chi aveva contribuito a questo investimento di conquista a segnare la differenza? La committenza è sicuramente dei ricchi, dei nobili che potevano permettersi, della Chiesa moltissimo, perché la committenza maggiore, come anche in Italia, non solo in Sardegna, era essenzialmente ecclesiastica. E molti nobili poi stavano, i feudotari per esempio, che per essere diciamo premiati dalla loro sia aiuto economico nei confronti del re che anche dalla loro partecipazione attiva, tendevano a tornarsene a casa e a lasciare magari il feudo in mano a chi lo governava, però avevano tutto l'interesse di lasciare un segno della loro presenza. Certo. Ci fermiamo per un momento, fra un po'. Bentornati, stiamo parlando di arte in Sardegna e ci stiamo muovendo a più veloce nel mondo spagnolo ormai della Sardegna, e di quanto questo mondo iberico, questa cultura iberica ha segnato nella cultura del tempo, e poi ovviamente quanto è rimasto ancora oggi. Parlavamo di committenze. I ricchi stanno a Cagliari, o i nobili? I nobili avevano di solito una dimora nobiliare in castello, e avevano però anche le loro residenze nelle ville dove avevano i feudi, e quindi tendevano a intervenire dal punto di vista architettonico sia nell'abitazione, nel palazzo nobiliare in castello, sia nel palazzo diciamo del feudo. Pensiamo alla casa baronale di Barumini, Certo. oppure La Marmilla è, no? Il grande granaio, il Campidano, no? Cagliaritano è terra di feudo, e quindi noi abbiamo, adesso ci spieghiamo, no? Queste chiesette molto spagnoleggianti. Qualcuno dice sembriamo in Messico, no? In realtà è la cultura spagnola che, così come da noi anche nel Sud America o nel Centro America, segna un elemento, no? Connota in maniera molto forte. E normalmente dicevo che questi feudatari tendevano ad addobbare, a dotare di arredi le loro chiese parrocchiali. Soprattutto le più importanti, pensiamo a Villamar, che proprio mostra i stemmi, ecco, Tuili, Barumini, certo. Ecco, sono le grandi personalità, no? Di Salvador Aimeric o di Azor Zapata, o insomma di altri feudatari, di Santa Creus per Tuili,
che dotano di grandi retabli pittorici molto belli, di grande levatura, di grande qualità, le loro chiese. E in qualche modo ricordando, quindi commemorando il loro mecenatismo, la loro generosità, e in qualche modo volendosi assicurare un posticino in paradiso, ecco, con queste azioni, con questa generosità. E quindi grazie a loro abbiamo delle opere d'arte meravigliose nelle nostre chiese. Come si educava? No, una volta si diceva quando il primo anno giù di lì si arriva a studiare, ad arrivare al periodo cristiano con i mosaici, eccetera, si parla sempre di un'educazione, no? Una catechesi per immagini, no? Dei grandi fumetti, no? Santa Maria Maggiore a Roma, no? Normalmente si spiega così ai giovani allievi, no? Agli esordi della storia dell'arte. Allora mi chiedevo, queste storie narrate che oggi forse noi capiamo un po' meno, no? Un po' meno, però queste storie narrate o in sculture in particolare o in pitture erano delle forme di catechesi ante litteram oppure nascondevano in seno qualche committente, no? Penso a Mariano inginocchiato, siamo in un periodo precedente naturalmente, però penso a Mariano, a Ugone inginocchiati vicino con la protezione di San Nicola, Ottana, no? Ecco. Sì. Il committente si insinua sempre quella, penso a qualche retablo, no? Qualche personaggio che fa capolino. Forse anche a Barumi, in uno dei fa viaggi potrebbe essere Zapata. Sì, perché allora non sapevano né leggere né scrivere. Già i preti a quei tempi avevano problemi, quindi possiamo immaginare la scolarizzazione non era così dotta come quella contemporanea. Però avevano gli occhi e ci vedevano molto bene. E avevano memoria. Attraverso le prediche poi conoscevano la vita. Oggi non sappiamo, ma neanche i sacerdoti. Noi quando abbiamo fatto la schedatura abbiamo trovato delle situazioni, ma questa che Madonna è? Madonna numero 1, e questa che altra Madonna è? Madonna numero 2, perché a volte gli stessi, soprattutto i giovani, non riconoscono dall'abito che veste la Madonna o dalle caratteristiche che tipo di Madonna è. La Madonna è sempre una, però c'è la Madonna del Carmelo, c'è la Madonna del Rosario, insomma, le persone allora, anche la vecchietta più ignorante, era in grado di leggere attraverso le immagini e riconoscere la storia che veniva narrata. Quindi, come dicevi tu, leggere era come sfogliare un libro per immagini, per cui loro erano in grado di riconoscere che cosa veniva raffigurato, cosa che noi oggi storici dell'arte a volte facciamo fatica a interpretare, anche certe simbologie che oggi ci sono. Ci dobbiamo ragionare. Dobbiamo ragionare e capire perché c'è la lumaca, perché c'è la tartaruga, perché c'è la scimmia, perché c'è quell'altro. Dobbiamo studiare e cercare di interpretare e capire. I fedeli di allora non avevano questi problemi. C'è bellissimi articoli di Salvatore Naiza su questi argomenti. Per esempio per Forni, siamo già nel 700, dove appunto spiega questo. Allora le persone erano in grado di capire, di leggere e di interpretare quello che vedevano. Non c'era bisogno di altre spiegazioni. Siamo noi che oggi invece abbiamo cercato di capire. Abbiamo bisogno di un traduttore. Cosa ci dicono? Penso anche a tutti l'arredo, o meglio, l'ambiente nel quale, non so, i santi, la natura, no? La tipologia dei fiori in quel periodo, piuttosto che in un altro. A me per esempio è molto caro, lo dico sfacciatamente così lo sappiamo tutti, il retabolo di San Martino, no? Allora, il retabolo di San Martino che ha questo cavallo maculato, ho detto, ma gli era finito il colore. No, questo cavallo maculato, no, gli era finito il colore. Invece poi mi è stato spiegato che la maculatura del manto bianco del cavallo indica una particolare purezza del cavallo. E ho detto, su questo prato colorato, bello fiorito, eccetera, perché l'estate di San Martino, io a questi particolari mica ci avevo mai pensato. E invece è così per molte altre cose.
sì, è così per tutte le opere. Ogni opera va, diciamo, decifrata, va interpretata. E io ricordo personalmente mi sono trovata in difficoltà con una statuetta della Madonna in argento che si trova a Bonaria, perché dal ventre della Madonna scaturiva un fiore. Dicevo, cosa vorrà Un dire? fiore. Questa è un'iconografia veramente particolare, veramente stranissima. Cosa vorrà dire? Cosa vorrà dire? Poi dopo mi sono tornate in mente le parole di Dante, no? Che nel ventre della Madonna è germinato un fiore, che è Cristo, che è Gesù stesso. E quindi ho pensato era un argentiere colto, era un argentiere che conosceva Dante, forse ha voluto così alludere a questo Poi gliel'ha suggerito il verso, committente. o gliel'ha suggerito qualche colto Spesso, spesso. sappiamo dai contratti, no, che spesso i committenti allegavano anche un disegno perché volevano l'opera realizzata in quel modo, con quelle raffigurazioni, eccetera. Quindi l'artista fino a un certo punto era libero. Vabbè, pagavano in moneta. Sì, ma Si stabiliva un prezzo, a volte per risparmiare, per esempio Ristano, il famoso retablo dei consiglieri, sì. per risparmiare la municipalità aveva dato ad Antioco Mainas, per esempio, il legname. La materia prima te la prepariamo noi ti diamo le tavole già pronte per essere dipinte. Tu dici come la vuoi, ci dai le Vedi, dimensioni. i comuni non sono ancora cambiati, siamo sempre... No, sì, siamo si ripetono sempre non ci le sono cose. mai più abbastanza soldi. Soprattutto quando Non lo l'economia... sapevo però. Sì, che lei proprio dice ti diamo noi, abbiamo i nostri falegnami, ti diamo l'opera già pronta per essere dipinta e quindi tu ti devi solo preoccupare di sistemare le tavole, disegnarle e dipingerle. Per il resto ci pensiamo noi. Ed era un modo di risparmiare anche quello. Abbiamo accennato ai retabli. Un altro modo per risparmiare era dare la vecchia opera. Certo, ecco. Questo è il modo per cui arriviamo a una sorpresa come questa meravigliosa che ha fatto Lucia di San Gavino Monreale, cioè il fatto che le vecchie opere venissero date come parte del compenso al restyling, dice l'usato te lo regalo. Che loro potevano riutilizzare le cose vecchie, le tavole vecchie, magari rivoltandole o ridipingendole. E questo ha portato a delle sorprese di recuperi straordinari durante il restauro di frammenti di opere molto più antiche. Anche perché si trattava di un legno ben stagionato. Nel momento in cui tu nel 600 nel 700 riutilizzavi per realizzare un nuovo altare, un nuovo retablo architettonico, diciamo, che quelli pittorici sono soprattutto dipinti, quindi tavole dipinte. Poi invece nel barocco abbiamo dei retabli architettonici. In quel caso spesso troviamo delle sorprese, anche nei cori lignei per esempio, un riutilizzo di tavole ben stagionate, perché sono tavole magari del 400, quindi ha voglia di stagionatura, quindi la stagionatura dava sicurezza che quel pezzo di legno non si imbarcasse, non si storcesse, perché ormai era bello assestato, e allora veniva utilizzato, che so, per realizzare le pareti di una nicchia, come è successo a San Gavino. Adesso entriamo un po' meglio in questa storia di San Gavino. Anzi no, dai, raccontacela un po'. Sì, io credo che sia stato l'esperienza più entusiasmante delle mie 40 anni in soprintendenza, perché stavamo restaurando, io non ero neanche direttore dei lavori, ero supervisore, il direttore dei lavori era l'architetto Murtas, Letizia Murtas, 2 altari che si trovano nel transetto della parrocchiale di Santa Chiara, 2 altari che non avevano niente di particolare, variamente ma hanno messi nel tempo poi. Quando li abbiamo smontati, quindi non dobbiamo impariamo a non sottovalutare c'è sempre belle sorprese. Quando li abbiamo smontati, perché il restauro è l'occasione unica per poter sapere di più sull'opera, perché smontandola sai prima di tutto come è stata assemblata, come lavoravano i carpentieri, come lavorava la bottega per poterla realizzare, e anche abbiamo delle sorprese, i legni che venivano utilizzati, i colori. Erano legni sardi oppure li portavano? No, allora la Sardegna era piena di boschi, certo. al contrario dell'800 in poi. No, di solito sono o pino rosso, quindi una conifera che di solito si usava per la struttura per il telaio. Il giallo lo finiamo più tardi, a fra un po'.
Buonasera ancora. Riprendiamo, ne stavamo parlando naturalmente anche durante la pausa. Stiamo parlando di retabili, stiamo parlando di sorprese. Non sottovalutiamo quello che abbiamo in casa, cioè nei nostri edifici religiosi, nei nostri palazzi antichi, nelle nostre case, prima di affrontare un restauro o addirittura buttare giù una vecchia casa per rifarla tutta nuova, bella fiammante, super tecnologica. Attenzione, quid calma, no? Attenzione, perché potrebbero nascondersi dei piccoli tesori come è successo a San Gavino. Lucia, ce lo stavi raccontando. Sì, quindi dicevo, quindi smontato l'altare. Probabilmente in origine nasce nel 600, intorno alla metà del 6. Poi però io credo che nel momento in cui la chiesa venne ampliata, perché col tempo poi le chiese si ampliano, si creano i transetti, eccetera, per necessità, perché la popolazione aumenta, quindi vengono smontati gli altari e vengono rifatti, rimodernati, ecco, diciamo così. Il restauro allora aveva un significato diverso da quello di oggi, e evidentemente era presente nella chiesa un antico retablo, perché tutte le chiese tardogotiche erano dotate di un retablo sull'altar maggiore e di tanti retabli in ogni cappella. Aspetta, mi devo fermare. Cosa sono i retabli? Ecco. Perché poi noi ne stiamo parlando moltissimo. Cosa sono i retabli? Ecco, è vero, Allora, i retabli sono delle sorte di macchine, tra virgolette, diciamo il termine italiano è polittici, composti di più tavole, di più scomparti, di solito in legno dipinto, che raccontano la vita di Gesù e di Maria e dei santi e i loro miracoli negli scomparti laterali, e che in modo narrativo appunto ripercorrono la vita della Chiesa, raccontano i fatti del Vangelo o dell'Antico Testamento, rappresentano santi venerati e quindi ci parlano, ecco, ci comunicano una catechesi per immagini per il popolo, destinata a tutti, ecco. E avevano una struttura particolare. Se stavano sull'altar maggiore erano di dimensioni più grandi, perché la Capilla Maior era grande. Questa era Villa Marra. Marra. Ecco, Si chiamava Villa Marra. anche tu li un San Castelsardo, sì. Quindi aveva da fare, amici. Sì, tutti i posti da visitare, perché poi la Marmilla ne conserva ancora tanti. E aveva una predella, che era la parte che stava, diciamo, dove c'era il tabernacolo, la più a vista quella che solitamente veniva poi fermata dal maestro, quindi una predella. Poi c'erano tutta la serie di scomparti, di solito erano dei doppi trittici, quindi 3 tavole sopra altre 3 tavole più, e poi c'erano i polvaroli che avevano uno scopo precisissimo. Polvaroli di delle cornici aggettanti che proteggevano dalla polvere, che dovevano proteggere, perché allora le opere, al contrario dell'arte moderna, dovevano durare il più possibile. Quindi era importante che il maestro fosse bravo, che conoscesse bene la tecnica pittorica, eccetera. Adesso, voi avete parlato di termini molto alti, vi smonto subito. Allora, un bambino a Villa Marra mi ha dato una spiegazione meravigliosa che vi propongo. Un grande armadio a muro dietro all'altare. Io l'ho trovato geniale, perché in realtà, se ci pensate bene, tutto l'abside è nascosto, no? Da questa grande impalcatura lignea meravigliosa. Non so se sia più bella davanti o dietro, insomma, è meravigliosa, perché in realtà questa struttura è un'impalcatura lignea, no, di tavole perfettamente ad incasso, sulle quali sono sistemate, no, le tavole dipinte che stanno nella parte anteriore, e poi ci sono tutte le cornici che abbelliscono, insomma non sono separate, senza porte per accedere al retro dell'altare. Perché ha parlato di armadio a muro, no? È come l'armadio a muro che abbiamo noi a casa. E lì ho detto, però è stato geniale questo bambino. Chissà se in alcuni luoghi avessero un ruolo anche funzionale, non sempre, perché ad Ardara non c'è questo, per esempio. I documenti parlano anche di armadi laterali, però non si sono conservati gli armadi laterali, non abbiamo nessun caso, mi pare. No, il retablo non aveva questo scopo. I portali servivano per andare nel retro, però era una sorta di ancona italiana, ecco, equivale all'ancona italiana rinascimentale, che doveva servire ai fedeli per
per commuovere, per conoscere la dottrina, per pregare, per aiutarli a pregare meglio. Generare suggestione un Perché po', no? avevano i fondi oro? Spesso avevano i fondi oro. Perché noi mica dobbiamo pensare ai retabili e alle chiese come sono oggi, con la corrente elettrica che illumina. Allora c'erano le candele. E poi dovete immaginare il buio della chiesa con le candele, come brillavano l'oro e quindi rimandava la luce. Quindi era tutto un effetto che al fedele Grande aiutava alla suggestione, devozione. Di certamente. grande suggestione, certo, anche Ti questo. stavi raccontando di San Gavino? Ah sì, Io tornando a San Gavino, quindi smontiamo, a un certo punto ci accorgiamo che alcune tavole di 2 altari, sia di quello delle meraviglie, così è chiamato, che di quello della Maddalena, erano stati utilizzati dei frammenti di un legno più antico, si vedeva che il legno era diverso. E poi la sorpresa è stata che togliendo le ridipinture, pian piano ci siamo resi conto che c'erano delle pitture bellissime. togliendo vuol dire che sono state Erano conservate state le nuove e poi mostralo un po'. anche le Cioè, vecchie. sopra, Sì, ecco, intanto lo vedremo in sovraimpressione. sopra le opere venivano spesso ridipinte quando si rovinavano. Quando per esempio c'è C'è un libello, vi invito a sfogliarlo. il firmato gusto del da marmo, di San Gavino. ecco, il gusto del marmo, tutti gli altari vengono ridipinti in finto marmo. Ah, Quindi a volte veniva addirittura gessata quello che c'era sotto, oppure venivano voltati e ridipinti sull'altro. certo. In questo caso era stato messo del gesso, a volte addirittura una tela, veniva messa una tela sopra e quello era il meglio, perché conservava ancora di certo. più l'originale. E forse si è conservato così anche perché è stato ridipinto, purtroppo tagliata, perché sono i frammenti di una predella di retabolo. Un esempio, Lucia, è il caso di Monastir, di Santa Lucia Monastir. Santa Lucia Monastir, la Ci stessa sono cosa. state un retablo sovrapposto all'altro. Sì, sì. Oppure l'altro caso che hai seguito Pure, sempre certo, tu, dei sempre consiglieri di Cagliari. i consiglieri di Cagliari, certo. che erano state messe nel 600, incollate delle tele sopra il retabolo cinquecentesco e poi ridipinti sulla tela Nuovi alla ritratti fine dei del secolo. I retabli, stiamo parlando del periodo che va verso la fine del 400 e soprattutto il 500. Tutto 4, tutto 5, anche 300. Noi non ne abbiamo conservato molti del 300. Ah, anche del 300. Sì, quando gli aragonesi arrivano, purtroppo non ne abbiamo conservato molti. Però quelli che E non abbiamo erano solo pittorici, ma erano anche erano anche scultori. scultori, potevano essere in alabastro, potevano essere in legno, potevano essere in legno alabastro come per Oristano. Oristano del Proprio Alessandra Sì. ha trovato un documento importante su di questo. Era stata richiesta una collaborazione sul progetto di Pietro Cavaro, il pittore cagliaritano del Cinquecento. Lui aveva realizzato il progetto ed era stato coinvolto uno scultore aragonese, Jaume Rigalt, il quale doveva realizzare l'opera in alabastro. Però Costosino, costoso, prima di tutto un materiale che non c'era in Sardegna, quindi lui doveva procurarlo e farlo arrivare. Committenza? La committenza, il vescovo di Oristano, insieme però a tutto il capitolo e anche al comune, al vicario della città, quindi tutto il governo cittadino. Era una circostanza circostanza veramente solenne, importante, perché era destinato al presbiterio, doveva diventare l'altar maggiore, occupare tutto il vano del presbiterio della cattedrale, dell'antica cattedrale di Oristano. È rimasta traccia, disegni, È rimasta soltanto, probabilmente, sono rimaste 8 statue degli apostoli che oggi si trovano al Museo Diocesano di Oristano. Poi non sappiamo se poi in alabastro sia stato realizzato o no. Sappiamo soltanto che è stato realizzato ed è stato smontato quando è stato realizzato l'archivietto. È stata trovata la documentazione dello smontaggio di queste opere successivamente. E quei frammenti che poi sono presbiterio- finiti a Francoforte potrebbero essere parte di questo retabolo o no? Non credo, perché quelli sono più antichi, sono precedenti. Ancora, capito. Però ecco, è risultato questo, che il presbiterio del Duomo è stato sfondato e allargato per realizzare un vano posteriore che si chiamava archivietto, perché è destinato a raccogliere appunto storicamente ancora lo chiamano ai archivietto. documenti, esatto. E quindi in quella circostanza fu smontato quel retabolo, quindi fu realizzato effettivamente, Chissà che fine ha fatto. Parso quella anche se il committente morì 2 anni dopo, e lo stesso Pietro Cavaro morì nel 1537.
quindi restava un po' il dubbio appunto se fosse stato realizzato, Esatto, però sì, poi sì. si è trovato questo ulteriore documento che ha accertato Conferma. che sì, che esisteva, è stato fatto. Comunque, concludendo questo Sì. di San Gavino, abbiamo recuperato quindi due frammenti, da una parte un frammento nell'altro retablo, nell'altro altare ligneo, e i pezzi li abbiamo restaurati. Siamo riusciti a ricostruire la grandezza di questo retablo originale perché uno scomparto di predella aveva l'altezza, gli altri scomparti avevano in parte la larghezza. Noi attraverso, siccome c'erano delle misure canoniche per realizzare, se la predella aveva una certa dimensione, sapevamo quanto tutto il retablo doveva essere grande. Possiamo immaginare che questo retablo fosse grande quasi come quello di Tuili e che Così, stesse sull'altar maggiore. D'altra piuttosto parte grande. sappiamo che proprio Cecilia Tasca aveva trovato un documento nell'archivio di Ales dove risultava in una visita pastorale del 1524 la presenza di un retablo nuovo ben dipinto sull'altar maggiore. Abbiamo un punto di Verosimilmente riferimento. questi frammenti derivano da lì e sono di un grande maestro catalano che probabilmente o ha lavorato qui o ha mandato i pezzi. E oggi sono esposti al E oggi Museo sono esposti. Diocesano di Ale. Sì. Possono essere ammirati. Possono essere visti e ammirati, sì. Non prendiamo sotto gamba i musei diocesani, No. gli archivi, no? Gli E gli archivi sì. diocesani, perché possono essere realmente un punto di riferimento non solo di ricerca, ma anche di comprensione di dell'evoluzione storica di quel territorio, della committenza, delle famiglie, dei fedeli anche che componevano quella comunità. A fra un po'. Bentornati, siamo immersi nel mondo spagnolo che avvolge la Sardegna nella cultura spagnola. Spesso diciamo questa cosa un po' spagnoleggiante, specie durante le settimane sante, no? Siamo un po' impregnati, Iglesia, Salguero, Cagliari, no? Domus Novas, forse anche Fonni, no? Ce le siamo forse un po' meno, però siamo un po' impregnati di cultura spagnola, ma riusciamo realmente a riconoscere questi tratti un po' teatrali anche nelle architetture, nelle sculture, questi aspetti? O è pure solo una leggenda? No, io credo che si riconoscano molto bene, per esempio, nei cosiddetti misteri della passione, nelle processioni cantate, nei canti, così i gozos, questi canti così struggenti, quelli della Settimana Santa, per esempio, che sono così emozionanti. E credo che siano davvero tamburi, i tamburi, il tipo di marcia con cui viene profondamente. accompagnata la statua, no? Sono tanti aspetti, oppure il gruppo dei compianti, lignei, cioè soprattutto nelle espressioni più drammatiche, nei crocifissi, e nella religiosità proprio profonda e profondamente sentita e intrisa quindi di religiosità, di fede autentica. Quindi l'espressione artistica rispecchia senz'altro molto l'anima spagnola, l'anima ispanica. Mi hai suggerito delle cose. I crocifissi e le vergini cambiano nel tempo. Dalla Cristo di Nicodemo in poi abbiamo un segnare, un incalzare. Certo, i crocifissi dolorosi, perché quello di Nicodemo, variamente datato dal 3 al 400, io personalmente ritengo che la tua opinione. Io assolutamente sono convinta che sia della metà del 300, anche E perché viene da dove? Cioè, è identico, perché me lo sono andato a vedere, a quello che si trova in una cappelletta della chiesa di Santa Maria Novella a Firenze. Anch'io È me lo proprio vado lo ogni anno, stesso rivado a vederlo, è identico. uguale. È lo stesso artista, cambia la Oddio, croce. sembra più piccolo.
E non so se sia perché sta a Santa Maria Novella o perché e quindi ci sembra più grande a San Francesco di Oristano, oppure non lo so. Forse leggermente, ma non più di tanto, ed è No, molto simile. è molto per grande cui- Santa Maria Novella. Sì, però lui, almeno quando l'ho visto io, quel crocifisso aveva una cappelletta laterale, tanto che non riuscivo a trovarlo, avevo dovuto chiedere ai sacerdoti e ai monaci perché non riuscivo a trovarlo. Io credo proprio che sia... Non sia è più dentro la medievale. cappelletta, te Vedi, l'annuncio, io l'ho l'ho visto visto. un paio di mesi fa. Stiamo parlando di 30 anni fa. Quindi, No, non è più una quindi l'hanno cappelletta, spostato. sì, è sempre nella navata laterale a destra, entrando, dando le spalle sì, all'ingresso, e sul profilo non distante, se non ricordo male. No, non Però voglio lo si scivolare, può- poi mi Però criticano lo si può terribilmente, vedere, però lo si può vedere. sì, lo si può Sì, vedere. quindi io credo che più probabilmente possa essere datato entro il 300 comunque. E poi- arriva da? E poi, questo non si sa, probabilmente da fuori, non è un crocifisso realizzato Potrebbe essere qui. uno A scultore meno che non immigrato, che sia arrivato tedesco, qui. germanico, no? Parlano molto No, di... in tedesco le opere tedesche tipo quello di Colonia sono molto più scarnificati. Per carità, mio figlio era rimasto scioccato, aveva 5 anni quando stavo preparando la mostra della Sì, Corona sì, sì, d'Aragona, e mio figlio giocava imitando il Cristo di Nicodemo, togliendosi. no. Poverino, l'aveva veramente scioccato. Quindi per dire quanto è un coinvolgente, un impatto fortissimo. fortissimo. Per gli amici che non conoscono il Cristo di Nicodemo, è un Cristo cosiddetto gotico doloroso, adesso mi bacchettano, mi mettono, No, mi gotico mandano via doloroso, dall'esame per le detto prof, giusto, però è un Cristo rappresentato, non pensate a Giotto, non pensate, è un 3D reale, è un uomo crocifisso rappresentato in tutta la sua umanità e sofferenza, perfino le maculature delle emorragie interne che probabilmente ha avuto, no, in Ed seguito era alla raffigurato proprio nel flagellazione. momento in cui sta esalando l'ultimo respiro, perché il torace è così rigonfio perché non Dilatato. riesce più a respirare. Le labbra Momento non più esistono tragico. praticamente più, Ma è la perché tensione muscolare. Io penso che vada diciamo, inserito nel contesto ancora medievale, tardo medievale, perché una spiritualità come quella francescana, da Giotto al Cristo no, di ma la Nicodemo il salto è spiritualità forte. francescana che spiritualità, amava proprio l'incarnazione di visione di Cristo, Santa l'umanità. Brigida, tutta Esatto. questi mistici medievali che proprio avevano queste visioni e vedevano proprio la sofferenza di Cristo. Sembra che lo scultore l'abbia scolpito mentre queste mistiche gli raccontavano le loro Però mi visioni. state provocando, perché questo Cristo di Nicodemo nel 500 poi sta all'interno di diventa un modello 3D che e lo emerge, ritroviamo no? in tutti i retabli sardi. Sì. Perché era talmente venerato, era miracoloso, circondato da un'aura di miracolo, di grande venerazione popolare, per cui viene replicato e dipinto dai pittori che erano loro stessi, dei fedeli. E vengono realizzate tante copie anche nel 400 e 500 in scultura. Ci sono delle botteghe specializzate evidentemente nella produzione di questi crocifissi, e poi soprattutto Pietro Cavaro. Di solito si usa il pioppo oppure il pino, non si usa quasi mai il noce perché il noce veniva usato quando non veniva dipinto. La maggior parte delle nostre opere sono in pino, sono conifere perché meno attaccate dagli agenti xilofagi, dai parassiti del legno. Invece il pioppo resiste è di più. Sì, perché anche c'è la quelli che si resina. smontano per Quelli di scravamento. Sì, a volte sono di legni diversi, non sempre. A volte c'è per esempio questo quello invece è un pezzo unico, se non ricordo No, anche quello di Nicodemo ha diverso... Le braccia non si smontano. Sì, no, però è fatto tronco? diversi il tronco, poi c'è le braccia scolpite a parte, poi di solito venivano inchiodate con dei chiodi forgiati a mano, anche la parte delle gambe, e poi il perizoma, che in effetti è un tessuto, non è scolpito, è una tela è una tela gessata. Ah, è una tela gessata. Sì, è una tela gessata che quasi è come se fosse bagnata e aderisce al corpo, no, perché addirittura copre anche una parte del ginocchio. È un perizoma molto lungo, a differenza dei crocifissi invece che vedremo dopo, che hanno un perizoma che è quasi
una mutanda. Invece i capelli come sono realizzati? I capelli a volte, per esemplo, ci sono delle parti della Perché anche i stoppa, capelli di questo quelli Cristo che scendono sono, giù, sì. sono in parte Sì. scolpiti e in parte della canapa, della stoppa, che viene tutta gessata, lavorata col gesso e poi dipinta, per dare l'idea che fossero Sì. capelli veri, sì. Quindi venivano utilizzati più materiali, no? Abbiamo Sì, visto più a volte materiali, a volte sì, anche il sì, sughero sì. veniva Però inserito sì, nelle statue. anche il sughero. Sì, a Sì, volte in un gruppo del compianto, per troviamo, esempio nel compianto sì, di Barcellona sappiamo che c'erano anche elementi di sughero, oppure in pietra, O in come quello pietra. del compianto di Sassari, o in terracotta, o come in quello di terracotta San come quello di Giacomo. Cagliari, cioè si usavano diversi materiali, per lo più il legno, per lo più. E l'inclusione, o meglio la costruzione di retabli intorno a questo Cristo no? Quello è un altro... Perché quella È molto interessante la proposta che avevano fatto padre Umberto Giucca e Marcella Serrelli del pensare il politico del Santo Cristo come una corona, diciamo, costruita intorno a questo Cristo così venerato. Io l'ho trovato molto, molto interessante, molto convincente dal punto di vista, diciamo così, della ricostruzione. Possono sempre risultare dei problemi legati alle dimensioni, al fatto che non tutto si è conservato. Sì, quello che si conserva all'antiquarium non è da pensare a una predella, perché sono degli scomparti che avevano uno scomparto sopra e uno scomparto sotto, quindi non potevano essere parte di una predella. Ecco, su questo non c'è dubbio, quindi forse va un po' rivista, però che fosse all'interno di un retablo, di un contesto narrativo, sì, di un contesto che d'altra parte sempre si sa completato. perché se non è chiamato del Santo Cristo questo retablo, certo. anche nei documenti. Anche se normalmente appunto i retabli del Santo Cristo presentano scene della Passione, quindi si completano la crocifissione la Vergine, al la centro, crocifissione, c'è sempre, la poi c'erano crocifissione tutti i c'è sempre martiri. dentro i retabli, al centro in alto, alto normalmente. Sempre, sì. E però appunto si accompagna con tutti gli episodi della Passione, i misteri della Passione. Ci volevano molti soldini per realizzare tutto questo, non voglio finirla sempre in venale. Dipendeva a chi veniva commissionata all'opera. Se lo commissionava un Pietro Cavaro, che era il pittore. Le maestranze, facciamo un po' di nomi. No. Cagliari aveva sicuramente la scuola più importante che ha avuto Cagliari, è quella di dei Non Cavaro. offendiamo il maestro di Castelsardo, però. Il maestro di Castelsardo non è sardo, però. Che ne dicano, non è sardo. Sicuramente veniva o da Barcellona, comunque dalla Catalogna. No, chissà. Parliamo di un altro pittore di Oppure cui conosciamo il nome, Joan Barcelo. Joan Barcelo arrivò dalla Catalogna, arrivò a fine Figuera. 400, stabilì la bottega a Sassari e lì morì nel 1516, prese moglie, quindi sappiamo che era piuttosto anche benestante, perché aveva tanti beni. Lui si innamorò della Sardegna, e anche lui era ben pagato, ecco. Oppure Figuera e Tomàs che chiedono addirittura, Figuera e Tomàs fanno il retablo di San Bernardino nel 1455. Nel 55 siamo proprio a metà 400, però gli viene imposto che l'opera venga realizzata in loco, quindi si trasferiscono dalla Catalogna, aprono bottega, abbiamo tutti i documenti, adesso dice dove, vicino a via Manno attuale, via della Costa, e restano un anno, gli danno un anno di tempo e realizzano quest'opera. Sarebbe una bella poi visita guidata per la città di Cagliari alla ricerca delle botteghe, dei luoghi, no? Bello, Sarebbe anche perché bellino. ci sai, Cavaro per esempio aveva una bottega. Dite la a verità, Roma. non avreste voglia una volta di indossare gli occhiali e una macchina del tempo e visitare magari Cagliari, Cagliari, Sassari, Oristano, non so, le nostre città, e tornare indietro e vederle come erano una volta, no? Nelle viuzze di Stampazzi, andare a vedere che poi erano tutti vicini. Dove i Cavaro e Mainas avevano. Se vi abbiamo fatto sognare, continuate pure, non vi preoccupate perché ne parleremo una prossima volta. A voi grazie e a voi grazie della pazienza, alla prossima.